La corrente artistica dell'iperrealismo si sviluppò sul finire degli anni 60 negli Stati Uniti. La parola iper, che significa oltre, comunica la necessità di rappresentare la realtà nei più piccoli particolari, cogliendo anche i dettagli più invisibili, realizzando opere che sembrano più reali del reale. Derivato dalla pop art, l'iperrealismo trova la sua massima espressione nella pittura e nella scultura, passando per un'attenta osservazione della natura e utilizzando tecniche fotografiche utili a proiettare immagini sulle materie plastiche per poi modellarle con i metodi tradizionali dell'arte. Figure umane colte in vari momenti della giornata mentre svolgono varie mansioni, prodotti di uso comune, paesaggi cittadini, vengono raccontati con spiazzante realismo utilizzando colori vivaci e pose dinamiche, rimarcando uno stile ampiamente utilizzato dalla pubblicità televisiva. Spiazzare l'osservatore, sembra questa l'intenzione degli iperrealisti. Ma cos'è l'iperrealismo? Una forma di espressione d'arte bella da vedere ma priva dell'apporto creativo dell'artista che osserva e interpreta la realtà a suo modo? Sembrerebbe così ad un'analisi superficiale, ma ponendo attenzione alle singole opere ci si rende conto che gli artisti iperrealisti seppero cogliere i vizi e le virtù di intere generazioni di americani. Dwayne Hanson è probabilmente l'esponente più rilevante dell'iperrealismo a stelle e strisce. I suoi personaggi, realizzati a grandezza naturale, sono la disarmante rappresentazione di una umanità persa nelle faccende di tutti i giorni, sopraffatta spesso dal conformismo e dal materialismo. Operai, venditori, casalinghe bloccate in un'istantanea mentre fanno la spesa con i carrelli stracolmi di cibo, camerieri, turisti spaesati alla ricerca di souvenir, poliziotti, tradiscono tutti una velata sensazione di disagio e di isolamento dal resto del mondo. Hanson raccontò una società avulsa dalla vita reale, abbandonata al consumismo sfrenato, di un'America sovrappeso e distratta dai media. Le sculture furono realizzate in fibra di vetro e vari tipi di resine, facendo dei calchi su persone vere prese come modelli. Le opere complete sono sculture aderenti alla realtà, così perfette da sembrare più vere del vero. Hanson riuscì a trasmettere un messaggio chiaro e dirompente della deriva culturale della piccola borghesia sopraffatta dal consumismo e con la mente annebbiata dalla televisione, infondendo in chi osserva le sue opere un senso di inquietudine e smarrimento.